Ok, le nicchie. 1 e 2. Questa è la scala interna. Questa è la scala interna che porta su. Come vedi è sovrastata qui da altri 2 architravi enormi, vedi? Guarda. Sì. Guarda che volta enorme che ha. Guarda, enorme. A destra c'è la nicchia, a destra. È enorme. Wow. La finestrella d'entrata. Questo è più massiccio, Una bella cupola. Ma non ci sono. Hai visto quella finestrella lì su? Guarda che strana. La vedi? Ma non c'è niente, dove sbuca? Ok. No, aspetta, Allora adesso entreremo nella scala. I gancetti. E quindi si impigliano. Nel caso. E quelli si attaccano. Non è che si attaccano. Generalmente Vedi, è liscio. No, i treni ci sono. Allora, faccio un video qui. Però non Qui c'è una finestrella. è chiusa. Occhio a non camminare nei bordi. Non si vede carbone. Sì, come no. Sì, mi sembra molto anomalo che non ci sia, che non sia un'entrata normale come tutte, ma sia così bassa. È stranissimo. Guarda che blocchi squadrati, ben lavorati. Il gradino interno a questa struttura rettangolare che a mio avviso, arrivati a questa altezza, è possibile che si arrivasse a un piano superiore anche dell'abitato. Chissà, ora manca tanta roba, molti blocchi sono sparsi ovunque,
utilizzati per nei tempi per costruire medaille e quant'altro, quindi chissà.